Eccoci nuovamente insieme. Allora, gli imprenditori veneti illuminati sanno abbinare il profitto all'aiuto alle fasce deboli. Succede a Tre Baseleghe, dove la proprietà di un nuovo supermercato ha deciso di regalare 300 buoni spesa. Un nuovo supermercato e il dono alle famiglie bisognose di 300 buoni spesa. L'azienda proprietaria è vicentina, guidata da persone che partirono con poco e che ad oggi possiedono 150 punti vendita in Veneto, di cui 43 in provincia di Padova. Con l'inaugurazione di quello di Tre Baseleghe si è guardato al territorio, sostenendo 3 onlus. Io sono molto felice di questa cosa, perché credo che davvero l'attenzione alle fasce più deboli, alle persone che sono in difficoltà, deve essere un'attenzione di tutti, di tutte le attività produttive, di tutte le attività commerciali. Quindi ringrazio proprio di questa iniziativa benefica. Inoltre un quintale di cibo per gatti è stato regalato all'Ente Protezione Animali di Padova. 10 centesimi di ogni confezione venduta di prodotti linea eccellenza verranno girati al Comune di Venezia per i danni dell'alluvione. I 300 buoni spesa sono stati divisi tra Caritas, Cooperativa Volti Amici e Fondazione Cuore Livio Mazzonetto. Contenti del regalo? Sicuramente sì, può essere un buon sostegno, un ottimo sostegno per tutte le famiglie del nostro territorio e quindi dare il pane soprattutto ai bambini penso che sia una cosa fondamentale. La nostra cooperativa si occupa di adulti in difficoltà e cerchiamo di portarli all'autonomia. Hanno disabilità fisiche ma pochi, la maggior parte sono alcolisti o persone che hanno problemi psichici. Il viceparroco di Tre Baseleghe Don Camelin ha benedetto i locali, mentre la direzione ha spiegato le scelte di carità dell'azienda. L'anno scorso abbiamo fatto oltre 500 iniziative benefiche, quest'anno ne faremo ancora di più, non sono ancora riuscito a fare i conti, però noi siamo legati al territorio, ma non lo siamo solo perché scegliamo fornitori locali, scegliamo anche di essere legati al territorio facendo del bene. Il punto vendita ha assunto al momento 5 persone. E adesso con il prossimo servizio vi raccontiamo il lungo viaggio dell'albero di Natale di Papa Francesco. Dall'altopiano dei 7 comuni al cuore della capitale, dal silenzio dei boschi in cui solo il canto del forcello e il passo leggero del capriolo disturbano la magia del silenzio, fino alla piazza simbolo della cristianità. Un viaggio attraverso l'Italia per portare a Papa Francesco il suo albero di Natale. È arrivato finalmente in piazza San Pietro l'abete di 25 metri che le comunità di Rozzo e Valdastico hanno donato al Santo Padre per le imminenti feste natalizie. Il percorso dell'abete è iniziato, a dire il vero, 11 anni fa, quando sono cominciate le trattative fra le comunità locali e la Chiesa per affidare questo privilegio a Valdastico e Rozzo. In primavera il giardiniere personale del Papa è salito in altopiano per scegliere l'abete e qualche giorno fa, grazie alla collaborazione di un elicottero dell'esercito, l'albero è stato tagliato e portato dalla zona di Malga Trugole, già coperta dalla prima neve, fino agli impianti sportivi di Valdastico. L'operazione davvero spettacolare è stata bissata da quella, altrettanto spettacolare, della spedizione dell'abete imbozzolato sul cassone di un trasporto eccezionale verso il fulcro della cristianità. Ora, come si può vedere nella splendida foto che il sindaco di Valdastico, Claudio Sartori, ci ha inviato appena prima dell'alba, l'abete di Malga Trugole è arrivato in piazza San Pietro e inizieranno i lavori di installazione e addobbo. L'accensione è in programma per il 5 dicembre, quando le comunità di Rozzo e Valdastico scenderanno a Roma per assistere allo spettacolo e salutare il loro abete prima del Santo Natale. E ancora una volta i boschi dell'altopiano, pur colpiti dalla violenza della tempesta Vaia, porteranno in alto il nome e la magia di questa terra incantata. Sport e temi ambientali al centro dell'iniziativa organizzata dal triatleta olimpico Alessandro Fabian. Ho ascoltato le storie di chi vive questi luoghi e li vede sempre più spesso violati e deturpati. Ho colto nei loro sguardi un'infinita tristezza, ma mai la rassegnazione. E forse c'è ancora qualcosa che possiamo fare. Non dobbiamo chiudere gli occhi davanti a queste tragedie. Andare avanti correndo, a piedi o in bici o nuotando, così Alessandro Fabian, triatleta con alle spalle 2 Olimpiadi e una qualificazione per Tokyo 2020 da conquistare. Provengo dal triathlon e sono un atleta e quindi ho voluto spalmare le 3 discipline in 3 città diverse, in 3 città simboliche, per quello che è successo, creare una riflessione alle persone di quello che sta succedendo intorno a noi.
Di cosa parlo? Parlo del Valle dello scorso anno, che ha coinvolto Belluno, e non pochi giorni fa anche Venezia con l'acqua alta e il disastro dell'acqua alta. 3 tappe, 3 giorni, un triathlon diffuso lungo luoghi simbolo per sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale. Venerdì saremo a Belluno con una pedalata a Longarone, alle 10:30 si partirà davanti il municipio. Sabato invece saremo a Venezia, al Blue Moon, al Lido di Venezia, alle 11 sarà il punto di ritrovo e faremo una nuotata in mare. Non importa se l'acqua sarà fredda, l'importante è che portate la muta e la voglia di condividere questa giornata. A Padova l'evento finale, domenica 24 novembre, una corsa alle 8:15 con partenza da Via Dante. Il cambiamento climatico non è così lontano da quello che pensiamo, è qualsiasi azione che noi facciamo quotidianamente che può cambiare. Per questa sera è tutto, grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona serata e arrivederci.